Il segreto di questa iniziativa è il fatto che diamo la possibilità alla gente comune di stare a contatto e vedere dal vivo i loro idoli, cosa che durante le manifestazioni, soprattutto in questo caso il Giro d'Italia, non è possibile perché ormai è diventato un mondo troppo frenetico. Noi con questo criterium riusciamo a portare i migliori atleti che corrono e partecipano al Giro d'Italia, tra cui anche le varie maglie, a passare una serata in mezzo al pubblico come persone comuni, e questa è una cosa che nessuno lo fa, soprattutto in Italia, e quindi riscontra un successo importante. Questo è un po' il segreto del criterio. I nomi importanti, soprattutto a livello italiano, si possono già dire che vanno da Giulio Ciccone, che ha appena fatto secondo alla Liegi, Antonio Tiberi, che è uno dei giovani più promettenti, che l'anno scorso ha fatto terzo maglia bianca al Giro d'Italia. Abbiamo parlato anche con i potenziali favoriti del Giro d'Italia, sia Roglic che Ayuso, però sono tutte cose che, come dico sempre, si decidono negli ultimi giorni. Noi possiamo parlare finché vogliamo, ma il venerdì e il sabato riusciamo a combinare. Invece, come ho accennato prima, abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni nel mondo femminile, perché abbiamo le migliori interpreti di questo sport che saranno qui a Pieve di Solivo.